Possiamo dire missione compiuta. No, missione compiuta, incrociamo le dita perché può sempre accadere di tutto. Nonostante l'annuncio arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, non rinuncia alla concretezza il presidente Zaia sull'entrata delle colline di Conegliano e Valdobbiadene nella lista dei siti patrimonio mondiale UNESCO. Ma oggi, stappando il magnum dell'ultimo giorno di scuola al Cerletti di Conegliano, non nasconde nemmeno la soddisfazione di aver passato quello che molti definiscono l'esame più importante per questo territorio. Diciamo che quello più importante è che il vaglio degli accademici, dei massimi esperti di paesaggio che ci dicono a UNESCO iscrivete, all'Assemblea Generale iscrivete le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, va nella direzione sperata. È la realizzazione di un sogno, andrò in delegazione a Baku in Azerbaijan per seguire la votazione finale che dovrebbe essere un atto dovuto, però abbiamo il massimo rispetto ovviamente dell'Assemblea. A fare la differenza è stata la ridefinizione della zona storicamente più delicata, con quel terrazzamento inerbito alternato a zone di imboschimento che sono la caratteristica secolare della coltivazione del Prosecco. Zona cuore che oggi corre nei comuni di Valdobbiadene, Vidor, Farra, Revine, Cison, Tarzo, Vittorio Veneto, Follina, in parte San Pietro di Feretto e Pieve di Soligo. Non che le zone vicine siano meno importanti, ma per passare questo esame bisognava accentuare queste particolarità che rendono questo territorio unico nel mondo e quindi da preservare. Ora, se non proprio tagliato il traguardo, la strada anche per il Presidente è tutta in discesa. Direi che sarebbe irrituale che un dossier come il nostro, che ha il parere super positivo della Commissione Tecnica, venga bocciato, per cui è giusto rispettare l'Assemblea e ci hanno già chiesto i video, materiale e tutto per la presentazione e direi che poi saremo lì a spiegare e a chiarire eventuali dubbi se ancora ce ne fossero. Un riconoscimento che apre un futuro economico e ambientale per le colline, la Marca e tutto il Veneto. Dopodiché saranno tutti coinvolti, anche quelli che non c'entrano niente, perché Prosecco dovrà diventare un modello non solo di identità, non solo di paesaggio. Ricordiamoci che abbiamo col riconoscimento l'onere e l'onore di preservare un paesaggio per il mondo, per l'umanità, ma anche sarà il Prosecco un modello per il rispetto dell'ambiente, perché da qui devono partire tutte quelle modalità di coltivazione della vita che non usi più chimica.